Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Prima di parlare di quello che è stato il maltempo con la sua coda lunga di danni, andiamo a vedere un momento di, diciamo così, ripartenza. C'è ogni volta una ripartenza, a Venezia sanno ripartire molto bene, però andiamo a Pellestrina perché è lì, insomma, che c'è stato assolutamente il colpo più duro di questa ondata di maltempo in questi giorni. L'inconfondibile suono dello scanner della cassa riporta tutta la comunità dell'isola di Pellestrina alla continuità del quotidiano. Buongiorno. Siamo riusciti a ripristinare l'area vendita con un servizio minimo, l'acqua ha invaso tutto il negozio e ha preso la merce al primo scaffale, ma siamo, con tanto lavoro di tutti i dipendenti, di tutto il personale Coop, siamo riusciti a mettere in atto tutte le pulizie base e a ripristinare almeno la merce dei generi vari, di beni di prima necessità. Nel sorriso di questa cassiera la forza di chi si rialza nonostante la disperazione. Dopo soli 5 giorni dalla grande acqua alta, a Pellestrina riapre l'unico supermercato del Sestiere Zennari. Grazie all'impegno dei suoi 21 lavoratori che hanno lavorato incessantemente per ripristinare gli scaffali allagati, le casse e l'operatività dei banchi frigo, e con il prezioso supporto della Protezione Civile è stato riaperto l'unico supermercato dell'isola, dando così continuità al ruolo di presidio per la comunità e il territorio. Coop che si mobilita per Venezia a sostegno delle popolazioni colpite, dal 20 al 26 novembre devolverà l'1% della vendita di tutti i prodotti a marchio per una somma di almeno 500.000 euro per la città di Venezia. E niente, abbiamo i clienti già che iniziano ad affluire. Questo insomma era per dire ben augurante per quanto riguarda la ripartenza in tutta la laguna. Sappiamo che i problemi sono ancora ben presenti, sia per quanto riguarda i danni e sia per il futuro, che non ha nessuna certezza finché qualcosa non inizia a muoversi, magari tipo Mose, ma ammesso che funzioni. Ma noi a questo punto facciamo un punto sulla situazione maltempo, che un po' ovunque è tra il giallo e l'arancione, quindi è scemata ma non del tutto, anche se naturalmente è notevolmente migliorata, e sentiamo anche il governatore Zaia. È un Veneto ferito, quello colpito dall'emergenza maltempo, e per il quale il presidente Luca Zaia dichiara una iniziale conta dei danni stimata in oltre $500 miliardi, Venezia esclusa. La gestione commissariale di Venezia è a sé, ed è bene che sia così col sindaco Brugnaro. Il resto del Veneto è martoriato dalle montagne, tutto il litorale, tutte le spiagge, da Jesolo, Cavallino, Rosolina, Barricata, Sottomarina, sono tutte quelle anche che non ho ricordato, Bibbione, Caorle, Eraclea, e dall'altro anche le alluvioni e inondazione nel Veneto orientale, per cui dico che è veramente una tragedia. 65 milioni di euro i fondi stanziati e sbloccati dal Ministero delle Infrastrutture e suddivisi tra il Comune di Venezia e una parte della provincia violata per interventi di varia natura per la salvaguardia della laguna e del suo turismo, con una promessa: garantire la prossima stagione estiva. Le spiagge saranno più belle di prima, le rifaremo nuove. Mancano, dico solo Bibbione, mancano penso 100.000 metri cubi di sabbia, in alcuni tratti la spiaggia non c'è più, era la spiaggia più grande del Veneto, ma torneranno più belle di prima. Quindi la replica alle tante polemiche di questi giorni sui social contro i veneziani e i veneti allagati. Sta gente qua va punita, e tanto è vero che verrà perseguita, perché non esiste che qualcuno auguri la morte a qualcun altro. Si paga il prezzo della richiesta dell'autonomia? Cioè questo è quanto ha scatenato tutto questo odio sui social, secondo me? Ma guardi, questa è una regione che produce tasse, è solidale con tutti, quindi ha pieno diritto di chiedere indietro i soldi delle proprie tasse, punto e basta. Ma non ce l'abbiamo con nessuno. Nel momento di difficoltà si aiuta chi è in difficoltà, se no ci lasciano i soldi delle tasse e l'autonomia e ci arrangiamo, vedano loro. E dal fronte del meteo permane l'allerta sull'Alto Piave e il Veneto orientale fino a domani. Continua anche lo stato di attenzione arancione per l'assetto idrogeologico dell'area dolomitica e per il rischio allagamenti ed esondazione nel bacino dell'Emene, Livenza e Tagliamento. C'è da dire che abbiamo aperto il telegiornale con un segno prosaico, molto pratico, di ripresa, ovvero
quella di un supermercato che riapre per dare servizi ai cittadini, per riportare la normalità dopo l'acqua granda. Ma poi c'è un altro segno di speranza che è molto caro al cuore dei veneziani, è quando c'è la salute e si apre il ponte votivo. Forse mai come quest'anno i veneziani sentono la festa della Madonna della Salute, che prende il via con la tradizionale apertura del ponte votivo sul Canal Grande all'altezza del traghetto tra Santa Maria del Giglio e San Gregorio. Alla presenza del sindaco Brugnaro, del patriarca Moraglia, autorità civili e militari, il taglio del nastro è stato preceduto dalla benedizione al ponte e seguito dalla preghiera, recitata dal patriarca all'interno della basilica, a una settimana dalla notte che Venezia non dimenticherà mai. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. C'è da concentrarsi su un rispetto diverso di questa città, bisogna avere rispetto. Tutti quelli che vengono anche a vederla, noi siamo contenti, ci sono tanti miei amici francesi che abitano qua a Venezia, che hanno sempre aiutata questa città, una comunità molto forte con cui andiamo molto d'accordo. E penso che anche loro le potranno dire che la città va visitata con rispetto, ed è il rispetto che la città si attende anche dalle grandi opere. Un momento di difficoltà che deve unire la nostra città, ce la deve far sentire più nostra, non come un oggetto di possesso, ma come una casa comune da abitare, come un luogo che ci è dato in custodia, non come una merce da mettere in vendita. La festa della salute celebra la fine della peste che dilagò a Venezia tra il 1630 e il 1631, provocando 47.000 morti. Il programma delle celebrazioni continuerà nei prossimi giorni, mentre il ponte votivo sarà aperto fino alle 6 della mattina di lunedì 25 novembre. Ci fermiamo ora per una breve pausa, poi molte altre notizie dalla regione. Un importante punto nevralgico della viabilità del Veneto è la tangenziale di Padova. Come sapete, i suoi ponti non stanno proprio bene. Uno era talmente malmesso che è iniziato il rifacimento, è stato letteralmente chiuso in parte per tutta l'estate e deve continuare anche per quanto riguarda l'altra parte di questo viadotto, ma anche gli altri sono sotto controllo. Ponti sotto osservazione a Padova lungo la tangenziale. Non si tratta di un vero e proprio cantiere, ma in queste ore i tecnici del comune, con strumenti di misura, stanno controllando lo stato di salute dei ponti che sostengono la tangenziale per capire se siano necessari di lavori di manutenzione o di consolidamento. Un lavoro fatto nel più breve tempo possibile che provoca qualche inevitabile disagio nelle ore di punta. Lavoro segnalato anche dai pannelli luminosi presenti in corrispondenza degli autovelox. La sicurezza delle nostre infrastrutture è una priorità per questa amministrazione. E su alcuni ponti siamo già a lavoro, sono anni che non si mettono le mani. Dopo il cantiere estivo che ha ristrutturato completamente il ponte di via Vigo Novese, ci sono oltre 200 ponti che attendono una verifica lungo la tangenziale, i più delicati. In questo periodo stiamo facendo la verifica di tutto il tratto che serve alla zona industriale. Questa è una verifica importante perché coincide anche con il tratto in cui questi attraversamenti sono più sollecitati, specie dai carichi pesanti. L'obiettivo finale è quello di far transitare in sicurezza i tir oltre le 44 tonnellate di peso e questa verifica infatti è fatta in sinergia con gli autotrasportatori. I risultati delle analisi arriveranno in brevissimo tempo e serviranno per gestire il transito dei mezzi super pesanti, quelli che mettono a dura prova la struttura dei ponti padovani. Parliamo ora del viaggio lungo e anche affascinante, la seconda parte che stiamo seguendo con voi del viaggio dell'albero di Rozzo dell'Altopiano che deve arrivare a ornare Piazza San Pietro, quindi è l'albero del Papa. La sua partenza scortata è avvenuta oggi, è stato appena portato quindi giù dall'altopiano. Noi ci spostiamo a Valdasco e continuiamo a seguire questo gigantesco e bellissimo
albero gigante del nostro altopiano. Ci voleva proprio Spider-Man per imbozzolare 25 metri di abete dell'altopiano e per caricarlo sul trasporto eccezionale che lo porterà fino al cospetto di Papa Francesco. È partito l'albero di Natale che le comunità di Rozzo e Valdastico hanno donato al Santo Padre per abbellire Piazza San Pietro durante le feste. Ci è voluta una mezza giornata, date le dimensioni dell'abete, per mettere al sicuro la pianta e caricarla sul cassone del camion che la trasporterà a Roma. Ma alla fine l'operazione è riuscita perfettamente e i cittadini di Valdastico hanno salutato il loro regalo per il Papa assieme al sacerdote che ha accompagnato il giardiniere di Francesco alla ricerca dell'abete più bello della valle. È un evento straordinario delle nostre comunità di Rozzo, Pedescale e San Pietro, l'albero di Natale che oggi è partito per andare in Vaticano, lo doniamo volentieri a Papa Francesco. È stato trovato in primavera, a fine maggio, nella zona del Trugole, di Malga Trugole, tra tanti altri alberi. C'erano altri alberi candidati, ma questo è stato scelto dal giardiniere proprio del Papa come il miglior albero per questo evento. La comunità è pronta a scendere a Roma per vedere l'accensione dell'abete. Andremo come comunità il 5 di dicembre, quando dopo l'udienza con il Papa, nella piazza più bella del mondo, che è San Pietro, sarà acceso questo albero, segno di pace, di concordia, di giustizia per tutti i paesi, per tutti i popoli. Noi adesso ci fermiamo per una breve pausa e poi ci troviamo per le altre notizie. Ritorniamo a Focus TG e ritorniamo a parlare di maltempo. Facciamo il punto con l'assessore alla protezione civile della Regione Veneto. Sì, la conta dei danni è drammatica perché abbiamo avuto danni in molte parti del Veneto, dalla montagna al tratto terminale del Tagliamento, del Livenza e tutto il litorale distrutto, Porto Tolle, la Sacca di Scardovari, Venezia naturalmente, e quindi i danni sono rilevanti. Abbiamo anche adesso il monitoraggio in continuo di tutto l'andamento meteo perché fino a questa sera continuerà a piovere in alcune zone del Veneto, in modo particolare ci preoccupa la montagna, quindi le frane che alcune sono in movimento, alcune potrebbero innescarsi e poi c'è il rischio valanghe. È piovuto fino ad alta quota, quindi questo ci preoccupa. E stanno operando sul campo, oltre naturalmente forze dell'ordine, vigili del fuoco che ringraziamo, anche 744 volontari della protezione civile, uomini e donne di braccia ma anche di cuore direi, e stanno lavorando a titolo gratuito, sono di 78 organizzazioni diverse, per fortuna che ci sono e sono sempre pronti a dare una mano ai cittadini che anche loro hanno dimostrato ancora una volta di tirarsi su le maniche subito senza aspettare che arrivi qualcuno, quindi un ringraziamento veramente a tutti. Assessore, da questa sera il meteo comincerà a darci una tregua? Sì, da questa sera comincerà a darci una tregua. E adesso parliamo di animali, due storie di animali, molto diversi gli animali e molto diverse le storie, ma entrambe sono storie molto particolari. Iniziamo dal serpente che praticamente si è messo a regolare lui il semaforo. Semaforo impazzito, manda il traffico in tilt, è rosso ma lampeggia e gli automobilisti increduli hanno rischiato più volte il tamponamento e in un caso l'incidente c'è stato. È accaduto domenica a San Giorgio delle Pertiche, il semaforo è quello dell'incrocio di Arsigo e il responsabile di questo disagio non è un guasto tecnico ma un serpente. Eccolo il rettile lungo poco più di 1 metro che si è insinuato all'interno della cabina elettrica dove ci sono i comandi che regolano gli impianti semaforici del comune dell'Alta Padovana. 4 i semafori mandati in tilt che hanno provocato il caos tra gli automobilisti. Usciva il rosso e contemporaneamente il lampeggiante, oppure si vedevano accesi i 4 verdi nello stesso istante. La segnalazione è arrivata al sindaco Daniele Canella che insieme al tecnico delle manutenzioni ha aperto la cabina ritrovando con molta sorpresa il serpente comodamente adagiato sopra i pulsanti. Il rettile è stato così sollevato e fatto allontanare e la viabilità è tornata alla normalità. Tra l'altro lo stesso rettile è intervenuto sul nostro titolo che avete visto prima e il semaforo è diventato semaforto, questo per quanto riguarda il serpente. Ma cosa accadrà adesso che parliamo di un cane, in realtà un cane grande lavoratore che è scomparso, stiamo parlando di un cane antidroga
e di un curioso omaggio che è stato fatto invece da quelli che lui contrastava, ovvero i consumatori di droga. Rocky era uno splendido pastore tedesco arruolato nella polizia locale del nord-est vicentino, un gran lavoratore, un cane antidroga morto da poco. Uno che evidentemente non scherzava con gli stupefacenti e che era ben conosciuto anche da spacciatori e consumatori. Però, come i veri poliziotti sanno instaurare un rapporto umano con i delinquenti, così anche Rocky evidentemente sapeva farsi voler bene, se non proprio dai pusher, almeno da qualche sconvoltone di buon cuore. Così ecco arrivare la lettera indirizzata a Rocky nel garage della polizia locale di Thiene. Saremo criminali, spacciatori e delinquenti, ma anche noi abbiamo sentimenti. Un cane non può avere alcuna colpa e quello che è successo dispiace anche a noi. Magari avete pensato che avessimo stappato una bottiglia, ma non è così. Ciao agenti, buona caccia. Ciao Rocky. Ora le possibilità che si tratti di una cosa costruita, di una mezza bufala, vengono però diminuite dal fatto che, a riprova della loro buona fede, gli autori del biglietto hanno lasciato anche una bustina di marijuana qualora ci fossero dubbi sulla serietà dell'omaggio. Rocky sicuramente avrebbe apprezzato, per lui l'ennesimo premietto da parte del suo agente, ma anche alla polizia locale hanno preso positivamente la cosa. Questa mattina, quando mi hanno mostrato il biglietto, onestamente mi sono venuti i brividi. Si tratta di una attestazione, di una condoglianza relativa a un cane che abbiamo amato tutti quanti e che mi ha colpito profondamente. E per questo ci tengo anche a ringraziare coloro che hanno messo questo biglietto. E siamo tutti dalla stessa parte, siamo tutti per la vita. Anche noi salutiamo Rocky, che in questo momento si starà facendo una dose più che meritata di ossa e crocchette, naturalmente. Parliamo dell'oncoematologia pediatrica di Padova. I bambini oggi hanno potuto contare anche sull'aiuto dei supereroi. Supereroi in missione, questa volta però i Joker e gli altri supercriminali non c'entrano. L'obiettivo è portare un sorriso ai piccoli di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova. Ci sono sempre tanti cattivi da sconfiggere, ma qui bisogna ricordare che i supereroi non siamo noi vestiti così, sono questi bambini. Per noi è l'occasione per portare un sorriso, portare un po' di allegria in un ambiente insomma delicato. I supereroi questa volta fanno una piccola sosta dai criminali, come conoscono tutti, e vanno a donare un sorriso a questi bambini. Capitan America, l'Uomo Ragno, Wonder Woman, Capitan Marvel e Batman hanno scelto di allietare qualche ora dei piccoli pazienti. Non ci rendiamo neanche conto di quanto la salute sia importante, quindi io ho deciso di donare il mio tempo, io sono un imprenditore, il mio tempo libero, che è la cosa più preziosa che ho, per venire qui e regalare qualcosa. Ma nel momento in cui regalo qualcosa ricevo molto di più, 10 volte di più da loro e mi porto a casa questa cosa che alimenta il mio conto corrente emozionale e mi fa stare molto bene. La nostra missione principale è quella appunto di regalare sorrisi ai bimbi, venirli a trovare, portargli questa gioia, portare i veri supereroi ai piccoli supereroi, grandi supereroi per piccoli supereroi. Un reparto particolare, quello di oncoematologia pediatrica, ci dicono, perché pieno di veri supereroi. I supereroi sono i medici, i volontari, le associazioni, ma soprattutto sono i bambini. Loro sono i supereroi che ogni giorno combattono senza mai lamentarsi, senza mai piangere. Tu entri e chiedi ad un bambino come stai e lui ti dice bene. Questo significa essere veramente un grande supereroe. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.